New York, Valerio Fluido, come lo vedi Caputo come vice Mertens? Un abbraccio dal caffè Napoli 1926 da New York. Grazie, sei il migliore, grazie a Valerio. Caputo mi piace tanto. Caputo non lo so se ora è il caso di prenderlo nel Napoli, perché forse la sua dimensione adesso è titolare con grande fiducia, inamovibile di una squadra di metà classifica come il Sassuolo, però è un giocatore che fa capire nel calcio quanti giudizi sbagliati si danno, no? Caputo ha dovuto aspettare 30 anni per vedere la Serie A, è uno che segna e c'ha qualità anche per partecipare alla manovra, quindi non lo so, adesso sarebbe una scommessa interessante, non credo però che il Napoli la vada a fare, forse giustamente però non la fa, perché deve prendere uno, sai, che può crescere, forse, se non può prendere uno che può crescere, deve prendere uno che sia però tipo per esempio Belotti, che per quanto mi piaccia Caputo per me è un livello superiore. Pubblicità. Amici bellini, come avete visto io ho lanciato un'idea di mercato, Caputo vice Mertens, Paolo De Genio l'ha analizzata, avete sentito cosa ne pensa. Sicuramente una scommessa è che poi i giocatori quando passano da una squadra piccola al Napoli bisogna sempre vedere che effetto fa. Però hai capito, se Milik veramente se ne vuole andare, e a me questi nomi esteri che poi si fanno e magari non arriveranno, ho buttato giù un'idea di cui non si è parlato, perché si è parlato di Belotti, si è parlato dei vari Osimhen, eccetera eccetera. Volevo buttare in giro un'idea di cui non si parlava, è verosimile. Ma prima di vederci Juventus Lecce, che è importantissima per la retrocessione, il Lecce ha bisogno di punti come non mai e il buon Liverani fa giocare bene il Lecce, volevo farvi vedere degli aggiornamenti sul mio store dove c'è la tazza, per esempio, no? Che è in vendita. La tazza in vendita non ha il coso subscribe perché a voi non vi interessa, però c'ha questo e poi c'ha questa più grande, come vedete nelle immagini così. Ma ho fatto un'altra cosa e purtroppo ancora non è disponibile, però guardate, ditemi solo se vi piace, ditemi solo cosa ne pensate di questa idea. Vedete, è disponibile, sarà disponibile perché questa non è ancora disponibile, in bianco, in blu scuro, in nero, in verdino, in azzurro Napoli, in verde acqua e in giallo, e praticamente secondo me è bellissima. Però non è per tutti, perché tu ti scrivi Lotte da solo sopra al petto, però si capisce che è la Coppa Italia vinta dal Napoli contro le Lotte, e quindi questa è un'idea, insomma, che mi è venuta per il mio store. Ma causa Covid non posso ancora, loro hanno fermato i nuovi ordini di roba nuova, loro fanno solamente le cose che avevi già progettato in passato, e quindi questa qua ancora non sarà disponibile. Però voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. È un'idea, se vi sfizia, se vi interessa, io poi ci lavoro e magari troviamo un modo per poter permettere l'ordine anche adesso, insomma, se non riuscite ad aspettare, perché questa è una maglia per l'anno prossimo, perché c'è lo stemma. E poi avevo progettato due un pochino più classiche che vi faccio vedere, eccola qua. Una è questa qui in blu, cioè è disponibile in blu e in nero, che sono belle così, ma la stessa versione della storia, eppure secondo me è molto carina. Però questa è un po' più celebrativa del canale, insomma, Caffè Napoli c'è lo stemma grande, c'è la Coppa Italia e c'è il piccolo loghetto del Fluido.net. Non lo so, secondo me non sono per tutti. Voi fatemi sapere, questo è un modo. Io con queste cose qua ho notato non ci guadagno tanto, perché tra le spese di esposizione che sono a carico mio, la produzione che deve fare questa company, insomma, veramente per farvi un prezzo buono a voi io ci guadagno zero, a volte ci perdo pure. Però questa qua secondo me è divertente, questa qua secondo me merita un approfondimento. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, anche se avete dei suggerimenti a livello grafico, di design, ne possiamo parlare, perché noi siamo qua a disposizione. Ma adesso ci vediamo un pochino di questa Juventus Lecce, perché che ne sai, magari può succedere qualcosa di interessante. Ne parliamo prima o dopo? Non lo so, questa mi sembra una cosa di cui bisogna parlare, perché voi vi siete lamentati, il governo, i soliti napoletani che hanno festeggiato la Coppa Italia. A Liverpool hanno chiaramente festeggiato la Premier, e gli articoli che cosa dicono? Notte di festa a Liverpool e c'è la polizia invano ha cercato di chiudere le strade, dove con razzi e fuochi d'artificio in perfetto stile napoletano.
Io non lo so, ragazzi. Non lo so se ne vogliamo parlare dopo la cosa della Juve, oppure non ne parliamo proprio più perché mi sono rotto i coglioni fino a terra, sono scesi. Oramai abbiamo capito perché voi ci guadagnate sul fatto che uno poi comunque clicca anche quando va in freva. E allora dovremmo cominciare a ignorarle queste cose, ma è difficile. Mi metto io per primo, è difficile ignorare certe manifestazioni così aperte di razzismo, di pregiudizio. Non so più cosa fare. Vabbè, partita. Sto pezzo di merda ha appena detto che a Lecce è troppo bello il clima di vacanze, quindi è più difficile salvarsi. Guagliù, ancora! E uno non ne vuole parlare. Ma voi insistete a dire queste stronzate. A Napoli il sole, il caffè, quindi non si può lavorare. Oh, Lecce, stanno i professionisti. Si lavora da agosto come tutti qua. Ma guarda, mamma mia, proprio mamma mia. Lecce con il fazzolettino di Sfaccin. Guardate come cominciano da dietro. Gabriel, vedi? Fuori gioco, Falco, i passetti. Non fai i passetti come Caputo e quindi vai in fuorigioco. Siamo alle basi, siamo all'ABC. Perché? Perché è trequartista, perché è esterno al massimo. Non sa buttarsi dentro, non ha i tempi. Sono usciti bene. Ma come gioca bene il Lecce? Questo campionato qui, occhio a Lucioni, gli porta via il pallone per Lucioni. Beh, ma ci sta, se tu ti addormenti. E c'ha ragione, Livera. Se tu ti addormenti in questa serata. Ma sapete che vi dico? Per il bene dello spettacolo, ma meno male, perché mi stavo annoiando da morire. Non c'erano sbocchi, il Lecce non ha punte, la Juve non ha voglia. Papà ha dormito con la tizza a bocca. Può calciare da lì, ha un grande sinistro Taxidis. È chiaro che adesso per il Lecce è un uomo in meno e più come qui vediamo. Ah, va capire. Il pallone spalla clavicola di... Ma come si fa, libero. Questo fa il paio con Gagliardini, con i Milik, con le cose anche i migliori alle volte. Ma qua Cristiano Ronaldo, clamoroso. questo è ancora peggio. È Gagliardini, i Juventini Gagliardini fondamentalmente come aggettivo. Possiamo non perdere Una emozione, me la volete regalare? Ve la mangiate un'emozione? Me la regalate? 11 contro 9, lo fate un gol? Maronnami Falk. Si ferma Falco, lo butta Ammonizioncina qua, Babba Pia Rabiot. 9 contro 11 e Bug ci riuscite. Squadre sarà un ginocchio in faccia. Le squadre s'arriste, i passaggi fulminanti. La valutazione del Niente. sinistro di Dybala. Oh loco, bravo, finalmente. intercettare un errore di Shakov abbastanza. Lui invece sembra Spider-Man quello vecchio, Po'. Scopriamo stasera. Regali, senza il regalo non riuscivate a sbloccarla. Alzatevi, siete due simulatori. Al limite dentro per Ronaldo, giù. Mamma mia, ma veramente? Tutta una serie di regali del Lecce fondamentalmente, perché sennò è ancora centrale. Si è messo paura oramai. Godino, tutto a posto, controlla. Che tenerezza il Lecce, mamma mia, mamma mia. Ah, Simone Muratore, qua ne dobbiamo parlare, Bernardeschi. Quadrado va dentro da Ronaldo. Un cambio strategico per dimostrare che Simone Muratore vale 8 milioni di euro. Una trattenuta ai suoi danni. Calmati. Pur rivedendolo non ho tanto capito bene. Che diavolo. Dai Muratore, dai, facci vedere qualcosa di... Ah, vedi, 8 milioni. Io sto guardando Muratore, non sto guardando la palla. Sto guardando dove si posiziona perché è interessante. Vedi, sta fuori posizione. Che dovrebbe stare qua. Vai, che è entrato dentro. Vai. È in aria Muratore, è in aria. Servitelo. 8 milioni di euro, servitelo. È stato Muratore là che si è fatto prendere il pallone. Sì, era Muratore. 8 milioni. Bello. Noi sappiamo applaudire quando un'azione è bella. Siamo onesti. Bello. Ma che è sta cosa? Quello è Toni, Luca Toni, che esulta così. Ah, Muratore! Grande! Diciamo situazione. Mette la palla dentro per De Ligt. Vabbè, però l'aria piccola, tutti quanti, hai capito? Va bene, ve la siete meritata, dai. State legittimando la vittoria. Mamma mia, proprio, non marca proprio, niente, non sei... Sì, ma là è del portiere.
Muratore anche uomo spogliatoio. Ragazzi, io mi rivolgo ai tifosi della Lazio. Voi tocca a voi fare il secondo posto questa volta, perché questi qua non perdono più. E voi avete fallito uno scontro diretto. Quindi vedi, poi quando vanno in fiducia ha pigliato tanti di quei calci Babacar in mezz'ora. Simone Muratore, il passaggio per il Verona, che non è Verona, li vedo blu, No, vabbè, niente, meritate di perdere, ragazzi. Muratore, no, voglio, l'hai perso nada. E parte un contropiede. Voglio, 8 milioni, ben pagato, un affare. Siete pochevolezza, mi dispiace. Io amo il Salento, sono anni che non faccio una vacanza in Salento, ma ne ho fatte diverse di vacanze là, adoro. Però oggi regali, disattenzione e sconfitta meritata, perché ancora facevo lo stesso tiro, una piesana. Che sperpetuo assurdo. Silenziamo questi qua. Che dire? Cioè, non c'è poco da dire. Quando una squadra è in superiorità numerica e hai in rosa uno come Muratore, è normale che si va dilagando. Scherzi a parte, non c'è stata storia, l'hanno controllato. Pare che non hanno manco voglia di giocare. Non accelerano, piano piano, tanto prima o poi un regalo, un gol arriva. Ma guagliù, questa è uguale alla Juve di Allegri, sempre comunque scelte individuali, saltare l'uomo con un dribbling. Il bel gioco io non lo vedo, però arrivano i risultati. Conter è l'unica cosa che vince. Vincere è l'unica cosa che conta. That's it, da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, se avete visto fino alla fine siete degli eroi, perché di una noia mortale anche la reazione. Hashtag noia mortale, lasciate un like, iscrivetevi, abbiamo superato i 1500, siete bellissimi, ma siete più di 3000 a guardare i video singolarmente che non siete iscritti, quindi magari per gentilezza, iscrizione, campanella, andiamo live e ne parleremo live presto, più presto.